Il Brescia apre il 2017 con un successo per 5-0 in casa del Luserna, parte forte la squadra di Milena Bertolini che alla prima occasione sfiora il vantaggio. Sul cross di Serturini la girata di testa di Sabatino centra in pieno la traversa, il Luserna si salva. Le leonesse passano in vantaggio al sesto, Elisa Mele recupera palla fuori area, dialoga con Tarenzi e appena entrata in area lascia partire un diagonale che batte Russo. Il Brescia continua a spingere, Russo è fantastica sulla conclusione sotto misura di Sabatino a mano aperta. Dall'altra parte il Luserna prova a portare qualche pericolo, ma per Marchitelli è normale amministrazione o poco più quando le padrone di casa ci provano da fuori. Il raddoppio arriva al 22esimo, Martina Lenzini scappa via sulla destra, palla al piede e una volta entrata in area batte Russo firmando il 2-0. Prova ad entrare nell'elenco marcatori anche Sabatino che ruba palla in area di rigore, poi davanti a Russo calcia a botta sicura, l'estremo di casa compie un altro miracolo. La personale sfida tra Sabatino e Russo va ancora all'ottimo portiere del Luserna che nega ancora una volta la gioia all'attaccante del Brescia. Russo contiene ancora il passivo, sulla bella conclusione da fuori alza la sfera sulla traversa. Nella ripresa il Brescia continua a spingere per chiudere la partita, ma il 3-0 arriva solo al 26esimo quando Barbara Bonansea sigla il tris delle leonesse con un tiro cross dal fondo che sorprende Russo. Al 34esimo il poker è servito da Cristiana Girelli che sul cross di Cernoia dalla bandierina supera ancora il portiere avversario di testa. Girelli chiude con la sua personale doppietta il 5-0, ancora di testa per un gol fotocopia del precedente. Sulla carta è chiaro che i valori sono diversi perché noi lottiamo per lo scudetto mentre il Luserna lotta per salvarsi, però insomma abbiamo trovato un po' di difficoltà all'inizio perché abbiamo trovato un Luserna ben messo in campo. Tatticamente si muove molto bene, è molto determinato e quindi insomma abbiamo faticato per riuscire a mettere in tranquillità la partita già dal primo tempo come avevamo pensato. Sono contenta della prestazione delle ragazze perché hanno lottato fino alla fine, hanno corso fino alla fine, si sono aiutate in campo, abbiamo provato anche qualcosina. Sapevamo che davanti avevamo una buona squadra, quindi che punta a vincere il campionato, quindi noi abbiamo fatto quello che potevamo fare.